Sempre per Friuli Doc in Osteria, qui con me c'è Enzo Mancini, presidente del Comitato Friulano Difesa delle Osterie. Allora ci racconti questo percorso che culmina in questa manifestazione, ma che vuole anche preservare l'importanza di questa bellissima realtà che è custode delle nostre tradizioni, ma che è anche sempre al passo con i tempi, che sono le osterie. Allora, il percorso del Comitato Friulano Difesa Osterie nasce nel 1984 per il diffondersi, come anche in questo periodo, di tante attività che nulla avevano a che fare con la realtà di questo Friuli e soprattutto di questa città. Per cui si sentiva la necessità di riportare, diciamo così, di ricordare a tutti quanti che gli usi e i costumi vanno preservati, vanno salvati, perché il passato non è una cosa da gettare, il passato è qualcosa che ci mette nella situazione di poter affrontare il futuro. Ecco. Allora il compito del Comitato di Difesa Osterie sin da allora è quella di divulgare non solo per quanto riguarda il cibo o per quanto riguarda il bere, ma anche la cultura, perché in osteria si va anche per parlare, per discutere. I nostri nonni dicevano: o voi in osterie per fare une partite di discorso, cioè per dire le loro opinioni, le loro cose. E l'osteria in questo paese da sempre ha operato sotto tutti i settori, dallo sport alla politica, all'attualità di ogni giorno. Diciamo che durante il terremoto addirittura, non essendoci telefonini di oggi, i medici telefonavano alle osterie per dire: guardate, qua c'è questo, qua c'è questo. Cioè, l'osteria è stata, è e sarà secondo me sempre una realtà di questo nostro Friuli. Verissimo. Questo bellissimo luogo custode allora delle nostre storie va frequentato, e Friuli Doc vi offre un menù speciale. Scoprite le 18 realtà aderenti a Friuli Doc in Osteria e godetevi questo bellissimo momento. Grazie Presidente. Grazie a voi, e come sempre mandi si vi in osterie. Sì, ma no,